Ciao, benvenuti! Trofeo di Natale, città di Mascalucia e Torre del Grifo. Oggi noi ci troviamo a Mascalucia con gli spilli siciliani. Seguiteci, ne vedrete di belle, di cotte, di crude. Ma chi sono? Ma chi sono? E siamo una scuola calcio che coltiviamo la passione dello sport nella nostra cittadina e abbiamo questi bambini meravigliosi che stanno dando soddisfazioni a tutti, a noi e ai genitori pure. Ma allora non è vero che l'importante è partecipare? Ma soprattutto anche vincere. Salve. 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 Lei è? Gino Sereniti, istruttore della Polisportiva Magica, categoria Pulcini 2003-2004. Ma è vero che l'importante non è partecipare? Assolutamente sì. L'agonismo tra i giovani esiste? E come se esiste? Esiste! A che abbiamo peccato stavolta? È George Clooney? No! Ma chi è? Tom, lei è Tom? Sì, zio Tom. Zio Tom. Allora, zio Tom, chi è lei? Cosa ci fa qui, in questo torneo? Io sono il nonno di un bambino che gioca a calcio. Il nonno! Ma il nonno! È vero che esiste l'agonismo tra i giovani? Sì, certo. Se non ci fosse l'agonismo, non ci fosse calcio. Finalmente l'abbiamo trovato. Finalmente. È lei o non è lei? È lui o non è lui? Chissà, è lui? Sono io. È lui. Lei è? Il lavapiatti della... Il factotum della magica. È magico. Quindi lei è magico? No, ma quale magica? Allora, parliamo dell'agonismo giovanile. L'agonismo giovanile? L'agonismo giovanile lasciateglielo ai giovani purtroppo. Quindi l'agonismo esiste? Esiste, sotto tutti i punti di vista. Agonismo. Parliamo di agonismo in che senso, scusa? Salve, chi c'è qui accanto a me? Il maestro Spambinato della scuola Ascam di Tre Mestieri e Teneo. Oh, ma è fantastico! Ma cos'è? Questo è il dragone, che nell'antica Cina era il segno di guardiano del mondo, mentre i leoni raffigurano i guardiani delle porte. Ho capito. È vero che l'agonismo esiste tra i giovani? Sì, l'agonismo esiste ed è giusto perché se è un agonismo sano e costruttivo, così escono i campioni. Esiste l'agonismo! Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen. E stavolta accanto a noi Fabio Cantarella, vice sindaco di Mascalucia, assessore allo sport. Buonasera a tutti voi. Buonasera! Quello che conta in questa manifestazione è l'agonismo, vero? No, è partecipare. Allora l'importante non è partecipare. Invece sì, gli assenti avranno torto, sempre. Quello che conta in questa manifestazione è vincere. L'agonismo è quello che conta. No, qua ti stoppo, non è vero. L'agonismo sì, però noi ci siamo prefissati un obiettivo primario, quello dell'etica sportiva, e ti posso garantire che fino ad oggi lo sport ha prevalso a tutto ed è stata veramente una grande festa di sport. Mi auguro che domani anche per le semifinali e finali sia così veramente. Io faccio un elogio a tutti i club che hanno sposato la nostra manifestazione per il loro comportamento, per la grande partecipazione che veramente hanno arricchito questa manifestazione. Grazie a tutti veramente. But they did it with expert timing. Oh yeah.
Ci sorridiamo perché i nostri inviati, gli spilli siciliani di penalty, hanno fatto centro. L'agonismo è importante quando si gioca a livello giovanile? Io credo di no, io credo che sia soltanto importante partecipare. Salutiamo in postazione subito Alessio Patti, con lui parleremo del calcio a 5. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri Però prima telespettatori. di parlare con te di calcio a 5, io una carrellata velocissima con i nostri ospiti la voglio fare proprio sul fatto che non è vero che deve esistere l'agonismo, deve esistere solamente la voglia di partecipare ai tornei, ai campionati, quando parliamo soprattutto di calcio giovanile. Santino. Noi, come diceva l'amico Pippo, abbiamo un progetto con la scuola calcio che devo dire sta andando bene, però parte dalla scuola, dall'educazione, no che noi vogliamo insegnare l'educazione ai bambini perché hanno i propri genitori, giusto, però l'educazione sportiva e deve calcistica. partire. Noi insegniamo prima a saper perdere che saper vincere. Quindi partecipare è la cosa più importante, l'agonismo divertirsi, la cosa più importante è divertirsi. Se il bambino non si diverte, cioè io non sono contento, si deve divertire. Poi, Lombardo, Il sorriso e basta. Mettiamo da parte l'agonismo. No, Noi abbiamo voluto prendere un po' in giro con i nostri spilli il tutto, no? Cioè l'agonismo non deve esistere, esiste solo la voglia di partecipare. Il sano agonismo fa bene. L'eccessivo L'eccessivo fa sempre male in tutto. Invece con Michele del DACAT in seconda categoria, questo progetto anche di una scuola calcio vi aiuterà a far capire ai ragazzini che l'importante intanto è partecipare. L'agonismo ci sta, ma in maniera molto limitata. Infatti in programma proprio il prossimo anno iniziare un progetto di settore giovanile, quindi scuola calcio, di ampliare questa nostra... Con questi parametri però, Con i parametri sempre di fair play, di partecipare. Bene. Senza molto agonismo, ma con lealtà e sportività. È molto difficile, però insomma è l'importante difficile, ma non tanto per i bambini, a volte sono i genitori. I genitori, sono, i genitori, sappiamo, sono quelli là giusto, che danno il cattivo esempio. È vero, è vero, è vero. Calcio a 5, il futsal insieme ad Alessio, subito i risultati del campionato di Serie C1 che seguiamo con schermata e con il commento appunto tecnico di Alessio. Guardiamo i risultati insieme a Giulia. Ennes Arcobaleno Ispica 6-3, Futsal Catania Città di Leonforte 2-1, Futsal Peloro Messina Mascalucia 5-5, a Palermo Juventus Gaetano Scirea Virtus Termini 6-3, a San Giovanni La Punta MM Futsal Club Azzurri Futsal Palermo 2-7, a Caltanissetta Nissa Futsal Mabonat 3-2, Progela Regalbuto 3-2, a Termini Merese Real Calcio Arbor Sporting Club 1-9. Vittoria importante della NIS che con questa vittoria insomma consolida la vetta. Il commento e nel frattempo possiamo anche guardare la schermata della classifica, lo affidiamo come anticipato ad Alessio Patti. Sì, Ettore, il primo turno del 2014 regala il primato solitario alla Nissa Futsal che con Colore, Sabatino e Salerno piega per 3-2 la Mabonat. Questo è accaduto grazie alla sconfitta dell'arcobaleno Ispica che cade a Enna dopo 6 vittorie consecutive e non riesce appunto a rimanere al passo dell'ormai solitaria capolista. Ne approfitta di questa sconfitta l'Arbura Augusta che con 8 marcatori diversi infligge 9 gol ad una Real Calcio impotente di fronte allo strapotere tecnico dell'Arbor. In zona salvezza il Mascalucia ottiene un punto importantissimo contro la Peloro, 5-5 il risultato finale, ma alla fine del primo tempo era 4-1. La tripletta di Marchese, che si riprende anche la leadership in classifica marcatori, è fondamentale per raggiungere un risultato che tiene lontani gli incubi play-out. In coda, vittoria importante anche per il Futsal Catania, che aggancia la Virtus Termini a quota 6 punti e tiene vive le speranze dell'ultimo posto play-out. Questo per quanto riguarda il girone C1 del calcio a 5, abbiamo notizie anche dei gironi importanti, quelli ancora più vicini alla Serie A? Sì, Ettore, purtroppo brutte notizie perché cadono tutte e tre le siciliane presenti nel campionato di A2. La Cireale incontra un bugiardissimo 6-0 fuori casa con il fanalino di coda Roma-Torrino, 6-0 appunto il risultato finale, tantissime le occasioni sprecate dagli accesi che comunque
comunque recriminano anche un campo non perfettamente praticabile. Più contenute le sconfitte di Augusta e di Catania Calcio a 5, quest'ultima cade 3-2 fuori casa con la prima in classifica, 2-1 addirittura ha chiuso il primo tempo la squadra etnea con reti di Bidinotti e Dalcin, poi la differenza tecnica si è fatta valere e la capolista ha prevalso. L'Augusta invece ha ceduto in casa per 5-3 con il Fuentelucera e ancora è in pelagata in zona retrocessione. Perfetto, siamo in chiusura, gli ultimi 2 minuti e 30 li dedichiamo naturalmente ai nostri ospiti, però una battuta la volevo fare a Santino sul futsal. A Calatabbiano non c'è questa voglia di fare calcio a 5? Avete mai pensato di tirare fuori una società che possa... Calcio a 5 no. Sul femminile sì, ci stiamo pensando, perché ci sono tante mamme, tante ragazze che magari in passato giocavano. Ma di calcio a 11 o di calcio a 5? No, a 5, a 11... Un po' più difficoltoso. È più difficoltoso. Sono sempre delle donne che vogliono stare dentro le 4 mura. È vero, è vero. Allora, battuta finale, Calatabbiano speranzoso di fare un buon proseguo di campionato, 10 secondi. Sì, speriamo di continuare così, sicuramente ci saranno delle difficoltà, però credo che abbiamo l'esperienza e gli uomini per superarle. Perfetto. Siamo convinti che questo Calatabbiano può dire la sua fino all'ultimo, però l'obiettivo primario della società è stato ampiamente, credo, raggiunto, no? Sì, sì. Lombardo. Ampiamente raggiunto, come ho detto prima, ci sono società più attrezzate e più blasonate di noi che stanno dietro e noi li guardiamo dall'alto finora. Benissimo, con grande soddisfazione. Grande soddisfazione anche per il D'Agata di mister Battiato che spera nel salto di categoria. Dico bene? Sì, sì, infatti. A proposito di mister Battiato, oggi non è stato presente in panchina in quanto ha avuto un piccolo malessere. Allora diamo subito una pronta guarigione. Gli facciamo i migliori auguri, certo. Niente di grave, però oggi avete vinto oggi? Abbiamo vinto dopo 2 sconfitte consecutivi. Ma perché non c'è la Battiato in panchina, no? Infatti i ragazzi dice la prossima settimana lo facciamo. No, ci mancherebbe, Battiato abbiamo vinto, siamo primi a 5 punti dalla seconda, speriamo di continuare e di arrivare in così il prossimo anno siete sicuramente inseriti nel nostro programma perché parleremo certo, di prima categoria. Sicuramente sì. Chiaramente insomma incrociamo le dita perché bisogna essere sempre ottimisti ma con attenzione. Salutiamo dunque Michele Cannizzaro, dirigente del D'Agata, grazie e bocca al lupo per la stagione. Un saluto doppio per il Calatabbiano insieme al portiere Giuseppe Lombardo e soprattutto insomma ad un personaggio molto conosciuto a Calatabbiano e non solo, Santino Torre. Allora auguriamo il buon proseguo e vi aspettiamo prossimamente di nuovo qui a Penalty per raccontare ancora queste cose belle che fate a Calatabbiano. Va bene? Grazie, sicuramente. Grazie. Salutiamo anche Alessio che sarà con noi anche la prossima settimana, naturalmente con lui la solita parentesi del calcio a 5, sempre preparato, complimenti, informatissimo. Grazie Ettore, un saluto auguriamo a tutti i chiaramente un in bocca al telespettatori. lupo anche a tutti i giocatori che praticano questo sport che è un po' sottovalutato. Noi insomma pian pianino con queste piccole finestre cerchiamo di pubblicizzarlo nel modo migliore. Perché è molto seguito. È vero. E salutiamo anche alla fine, come al solito, la nostra bella penaltina, Giulia Bonaccorsi. Saluto te Ettore e saluti tutto, ci vediamo alla prossima settimana. Benissimo, l'appuntamento sarà come al solito, come ha anticipato la nostra Giulia, la prossima settimana alla stessa ora sulla stessa rete, ovvero Sesta Rete 215 del digitale terrestre, l'appuntamento in diretta alle 19:30. Arrivederci a tutti. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell twist. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet.
is a